Ciao a tutti, oggi siamo un gruppo numeroso, vi presentiamo i nostri amici Silvia, Vito, Ale, Luca e ci troviamo sopra Clauto, appena sopra Clauto, dove cominceremo un percorso, un sentiero che ci porterà alla casera Casavento, per poi andare a vedere, oggi è il nostro obiettivo, le orme dei dinosauri. Ma perché ci siamo fermati già qua? Ragazze, perché c'è il bagno. Allora ditelo! Appena partiti, quindi potete trovare già il bagno. Grazie, Ecco. approfittiamo. Potete andare, ragazze. Però non c'è il POS, con cosa paghiamo? No, quello c'è scritto al rifugio Product. Bisogna avere Che è un contanti posto da qui. bellissimo, dove si va anche a ciaspolare in inverno. Posto unico e bellissimo. Consiglio di andarci. Voilà, oggi si butta già in cacciara, il percorso è molto bello, andiamo a scoprire le sorgenti del Cellina, bellissimo, non so se siete mai stati a Barcis, queste località, Cimolais, Clauto, meritano, siamo nel parco delle Dolomiti Friulane e la nostra piccolina è già sveglia, è pronta per vedere queste meravigliose panorami. Se cercate percorsi per bambini, per famiglie facili, stiamo facendo vari video, quindi registratevi al nostro canale, perché l'idea in futuro è anche di fare queste belle uscite, semplici uscite, in vari gruppi e ripercorrerle assieme. Quindi se vi interessa iscrivetevi al canale. Sì. Allora, ho trovato questo pannello informativo interessantissimo sulla geologia del posto, ma vedete delle persone che sono molto interessate. Vabbè, ho capito, andiamo a mangiare. Dopo un breve tratto in leggera salita e comunque con una strada asfaltata molto semplice, raggiungerete questo bivio e dovete seguire le sorgenti Cellina come indicazione, casera Casavento. Ad un certo punto sulla sinistra trovate questo piccolo, come dire, cortile e sono gli Stavoli Parentonia e come vedete mancano circa 4 km all'arrivo di casera Casavento. Volendo lungo il percorso potete fare una piccola deviazione sulla destra che vi porterà a vedere le sorgenti del torrente Cellina, ecco, da questa parte, e soprattutto potrete vedere un bel fenomeno geologico che viene chiamato le piramidi di terra, che come vedete da questa foto qua dietro hanno, come dire, il loro fascino. Al mercato ho fatto un bel giretto, ho comprato proprio un bel galletto. Il galletto chicchirichicchi mi sveglierà all'alba ogni dì zan zan. Stiamo attraversando una splendida faggeta e non so se sapete, ma i faggi hanno un potere straordinario. Le loro foglie o comunque la pianta del faggio rilascia nell'aria delle sostanze che hanno un effetto rilassante, tanto che le nostre nonne in passato facevano addirittura i decotti con le foglie. Infatti, guardate quanto rilassata è Maddalena in questo momento. Siamo arrivati a Pian de Cea, a 914 metri sul livello del mare e siamo all'interno proprio del Parco delle Dolomiti Friulane. Come vedete qua all'interno del parco potete trovare tantissimi angoli particolari, curiosi, una fauna e una flora molto variegata. E adesso ci dirigiamo verso casera Casavento. È un altro lì. Che bene che si sta qui con questo cretino. Ah sì, qua una brandina, un riposino. Per i bambini qua è proprio un parco giochi, un paradiso. Guardate qua, a parte il locale che è veramente carino, c'è una bellissima fontana dove fare dei giochi magari d'acqua con i bambini e laggiù le mucche, che sapete che le mucche piacciono sempre ai bambini.
Sì. Cosa vi avevo detto? Le mucche che bevono alla fontana? I bambini adorano queste cose. Il momento conviviale. Pronti ad azzanare un bel piatto di gnocchi, fritto, polenta. Sole, natura, Tranquillità. Pace. Mangiare. E dopo aver mangiato, adesso ci dirigiamo verso il Jurassic Park a vedere il dinosauro. È triassico però, non giurassico. Quindi non è Jurassic Park ma Triassic Park, e troveremo l'orma di questo importante dinosauro che è un teropode. Ricordatevi questa parola, teropode, cioè un carnivoro che cammina su 2 zampe. Capito, ma perché devi andare di là? Non so Eccole, io. le impronte sono laggiù, guardate. Forse dal video si percepiscono poco, ma dal vero si vedono bene. Piede destro e piede sinistro. Sembra di no ragazzi, ma è una grandissima scoperta perché non si pensa. alle unghie sarebbero state infilate un po' dentro, invece questa no. Quindi io Sentiamo qua, svelo che questa è una farsa, è un fake. Per me è una bufala. È un invece è una gran scoperta ed è giusto che lo sappiate, l'hanno scoperto dei bambini. Il rientro adesso lo facciamo attraverso il sentiero nel bosco, e lungo il sentiero troveremo questa grotta, il Landreskur, e speriamo di poter entrare e mostrarvelo. Guardate il sentiero che ben curato, guardate questo particolare, per i bambini è veramente sicuro e unico. Ragazzi, sono arrivato all'Andreskur, questa bellissima grotta con i cunicoli, arriva quasi a 4 km e 2, 4 km e 3. Da dentro fidatevi, un bel freschetto, non vedete la Simola Madi perché l'ultimo tratto per sicurezza, la piccolina è stata giù con la mamma, allora sono venuto giù io, ho la torcetta, provo a entrare un pochino e vediamo com'è la grotta. Ecco qua, stiamo uscendo, io ero lì dentro. Dentro vedrete è una cavità veramente enorme, merita di entrare. Siamo in discesa, una bella discesa attraverso la quale si va giù rapidi verso l'Esis, il paese di partenza. E la grotta io non l'ho vista perché stavo dando da mangiare a Maddalena, però Lorenzo mi ha detto che la vista è molto bella, quindi promessa, ci torneremo tutti insieme con voi, con i vostri bambini. Io gliel'ho mostrata a dire il vero, Simo. Ah sì? Ah sì? Devi mostrarmela anche a me dopo, allora. Va bene. Grazie. Dopo Soffolini abbiamo fatto 8 ore di camminata, si vede camminare un po'. Siamo quasi arrivati al parcheggio e laggiù c'è la strada che abbiamo percorso all'andata. Vedete che c'è una festa laggiù, si stanno preparando al Ferragosto, e adesso ancora un pochino e siamo arrivati appunto al nostro punto di partenza.